Sindaco Bitonci, fumata bianca dal tavolo tecnico per l'annoso problema dell'ospedale di Padova? Ma io direi un comitato molto positivo, direi al di là delle aspettative, perché noi avevamo approvato questa delibera di giunta ancora l'altro giorno che dava mandato al sindaco e già con una indicazione molto netta della disponibilità delle aree di Padova Est. Quindi è stato incaricato adesso Dario per fare un'ulteriore valutazione, però insomma, le posizioni in campo mi sembrano che siano convergenti e vanno verso una definizione di questo tipo. Quindi lasciamo lavorare il direttore Dario per questa ulteriore verifica, ma insomma anche l'intervento del rettore è stato molto positivo, cioè il comune e gli enti si preoccupano di indicare la disponibilità delle aree che il comune ha. Penso che questo sia un fattore determinante e invece l'università, la regione si occupa giustamente dei contenuti, quindi è stato ribadito questo concetto e si va avanti per questa strada. Io direi che oggi abbiamo messo veramente la prima pietra di quello che può essere il nuovo polo ospedaliero di Padova. Presidente che chiede di accelerare anche i tempi però? Ma il tema di accelerare i tempi è un tema importantissimo. Io ho ricordato che il fatto che il Comune di Padova mette in disponibilità 430.000 metri che possono arrivare a 478 è un passo in avanti notevole, cioè in un anno su Padova Ovest non si sarebbe né risolto il problema idrogeologico, né fatto l'esproprio, né fatto le opere complementari. Invece su Padova Est si lavora già con disponibilità dell'area, con urbanizzazione praticamente già fatta e nessun problema di carattere idrogeologico.